Spazi grandi, un percorso che non prevede mai incroci tra chi entra e chi esce. Ecco le immagini del padiglione 6 della Fiera di Padova, allestito e pronto a diventare il più grande punto vaccinale contro il Covid del Nord-Est. Se i programmi verranno rispettati e arriveranno le dosi di vaccino, si comincerà il 15 febbraio con la somministrazione delle dosi agli over 80. Si entrerà solo con il foglio d'appuntamento, ci sono 100 posti per l'attesa prima dell'accesso agli ambulatori, 4 sono stati adibiti per le persone con disabilità. Vi mostriamo com'è, come ci si comporterà all'interno di uno degli ambulatori allestiti qui in fiera. Si entra, qui ci sarà il medico per l'anamnesi e poi la persona da vaccinare verrà portata qui dove effettuerà materialmente il vaccino. Una volta conclusa la somministrazione si sosterrà per 15 minuti nella parte del monitoraggio e poi si potrà uscire nuovamente nell'ampio parcheggio. L'USL 6 sta preparando in questi giorni le lettere da inviare agli anziani. Si partirà con la classe 1941, circa 7.000 persone in tutta la provincia, poi a scendere con quelli nati prima di quell'anno, in totale circa 65.000 anziani. Viene chiamata attiva nel senso che ci sarà via lettera e qualche giorno prima dell'appuntamento viene mandato un SMS dove abbiamo i numeri cellulari per ricordare la data della vaccinazione. Verrà naturalmente pubblicata sul sito tutti i media che possono in qualche modo essere accessibili alle persone, soprattutto in questi casi ai familiari delle persone, perché avendo una classe di età un pochino avanzata non tutti sono abbastanza tecnologici da arrangiarsi. L'anziano non completamente autosufficiente potrà essere accompagnato da un familiare, ma ci sarà anche personale della Croce Rossa e Croce Verde a disposizione per facilitare le procedure. Si stima che a regime nel padiglione 6 vengano vaccinate 1.000 persone al giorno, 3.500 in totale con gli altri 5 centri vaccinali della provincia. Per non sprecare dosi e tempo è necessario che vengano gestiti al meglio gli arrivi e che tutti si presentino all'appuntamento. Una disdetta dell'ultimo momento potrebbe causare uno spreco di dosi. Il vaccino arriva e viene mantenuto a meno 80 gradi, poi viene scongelato nella quantità che sappiamo essere necessaria. Dal momento in cui, e può durare 5 giorni in questa modalità, dal momento in cui però viene diluito e si fanno le famose 6 fiale, le 6 fiale se non vengono usate devono essere eliminate. Quindi è fondamentale per noi avere la certezza che chi dice di venire venga e trovare un sistema per il quale comunque la dose vaccinale venga garantita.